Allora, Gabriele, cosa prepariamo oggi? Allora, oggi prepariamo un piatto molto semplice che è praticamente Dagens opskrift er en super nem jordskræksalat med soltørrede tomater, grillet af til skokker, lidt persille eller purløg og en dressing af syltede røde sumuna-hvidløg og naturligvis god ekstra jomfru-oliven. di olio extravergine d'oliva con questo pestati di fiori d'aglio, ok? Una ricetta molto semplice, iniziamo dal topinambur. Allora, topinambur che può essere tagliato o con questa mandolina. Jordskokkerne du bruger skal ikke være skrællet, de skal bare vaskes godt, inden du går i gang. Og så skal de skæres fint, gerne med et mandolinjern. Gabriele bruger her et trøffeljern, men du kan også bare nøjes med at skære dem fint med en skarp kniv. Poi ha delle sostanze nutritive molto interessanti. Quindi una volta lavato e spazzolato bene, asciugato chiaramente, poi va tritato, va tagliato a fettini in questa maniera. Se eventualmente non avete la mandolina si può fare anche col coltello, con un po' di attenzione, tagliato in maniera molto sottile. Ok? Il topinambur è buonissimo anche per fare delle creme. Abbiamo questi pomodori semisecchi che tagliamo a listarelle. Questi sono buonissimi anche per una bruschetta. Skær tomaterne i strimler og artiskokkerne i mindre stykker og bland sammen med jordskokkerne i en skål. Det er ikke nødvendigt at putte salt i den her ret, for der er allerede salt i både tomaterne og artiskokkerne. Questi carciofi alla brace. In questo caso nella preparazione non andremo a mettere sale perché i pomodori ed i carciofi sono già salati, quindi per evitare di... Sì. Okay. Facilissimo proprio. Okay. Tutto... Sì, molto semplice. Allora, poi un'altra cosa da fare è preparare una piccola emulsione di questo pestato di fiori d'aglio. Bland dressingen ved at tage en skefuld af partien af de syltede røde hvidløg og et godt skvat god ekstra jomfru olivenolie og bland godt sammen. Cucchiaio, allunghiamo con l'olio extravergine. E lo emulsioniamo bene. Amalgamiamo bene gli ingredienti. Hæld også lidt af den ekstra jomfru olivenolie over selve salaten. Det er en god idé her at bruge en olivenolie med en medium til kraftig frugtintensitet, hvor de bitre og skarpe aromaer er tydelige. Som for eksempel Uomo di Ferro. Abbastanza marcato, così come sono marcati questi sentori di piccante e amaro che ben si sposano con questo piatto. Lo startellando nuovo. Se questo lo sente qualcuno in italiano. Allora andiamo ad impiattare. Poi lo possiamo aromatizzare, porca puttana, come sono uscito là fuori. Volendo lo possiamo Så er det tid til at anrette salaten på en tallerken. Drys lidt purløg eller persille eller mynte hen over retten og dryp herefter med dressingen. Questa emulsione che abbiamo fatto con il pestato di zolle d'aglio e olio extravergine. Perfetto come antipasto. Sì, come antipasto, volendo anche come contorno freddo, no? Per esempio d'estate, semplicissimo da preparare, importante che siano gli ingredienti di grande qualità. Okay? Til allersidst lidt ekstra jomfru olivenolie hen over retten igen, og så er den klar til at blive spist. Den er god som en forret eller som tilbehør til kød- eller fiskeretter, gerne om sommeren. Cotto e mangiato. Buonissimo. Come dici che bello e croccante anche. Bello e croccante, sì, anche la consistenza è interessante, no? Perché c'è questa croccantezza del topinambur, no? E poi c'è questa aromaticità dei carciofini, dei pomodori, si sente e chiaramente tutto rosso. condito dal pestato aglio rosso.
Complimenti.